Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa del nostro allenatore Andrea Pirlo. Come sempre vi chiedo una domanda a testa. Iniziamo con Enrico Zambruno di Juventus TV. Buon pomeriggio mister, domani si affrontano due squadre che si conoscono molto bene e che già si sono affrontate 2 volte in questa stagione. Visti i punti pesanti in palio, ci dobbiamo aspettare più una gara tattica o una partita di grande propensione offensiva senza troppi ragionamenti o comunque con meno ragionamenti? Ecco, grazie. Ma sarà una gara importante per la classifica, stanno attraversando un ottimo momento, vengono da dei risultati positivi, quindi avranno in sé una grande voglia di fare risultato qua allo stadio, ma noi abbiamo la stessa ambizione, quella di fare la partita e di cercare di fare il nostro meglio per prendere dei punti. Quindi ci aspettiamo una partita aperta dove le due squadre possano e vogliano imporre il proprio gioco, quindi sarà, spero, una bella partita. Giovanni Guardalà, Sky Sport. Sì, a proposito delle scelte di formazione, volevo chiederle, in passato abbiamo visto, ad esempio nella partita di Barcellona, quadrato più alto. È un'opzione che sta rivalutando per cambiare un po' qualcosa, per dare anche una scossa alla squadra? Quindi domani potremmo vedere quadrato alto come a Barcellona, e se è possibile che ci sia Buffon in porta oppure è confermato Szczęsny? Grazie. No, è confermato Szczęsny perché dopo una brutta prestazione c'è sempre voglia di riscatto, e quindi è giusto che domani Tech faccia vedere qual è il suo valore effettivo. Per quanto riguarda Quadrado, no, stiamo provando delle soluzioni, può essere che giochi avanti, può essere che giochi dietro, però le valuteremo con calma. Giovanni Balzarini, Sport Mediaset. Sì, buongiorno Andrea, io volevo andare su un tema di attualità, guarda caso quello che riguarda la tua panchina. Tempo fa Gattuso si era detto infastidito per il fatto che De Laurentiis aveva cercato o aveva avuto contatti con altri allenatori. Adesso è uscita questa notizia dell'incontro casuale o meno tra Agnelli e Allegri. Ti chiedo come ti poni di fronte a questa situazione, se ti saresti mai aspettato magari una presa di posizione della società per tutelarti dopo tutte queste voci che ne sono uscite? Ma no, nessuna presa della società, anche perché sono stato avvertito dal presidente in persona di questo incontro, quindi è normale che ci possa essere, perché a parte il calcio l'amicizia resta, e quindi lo trovo una cosa normale, come se andassi a cena con Maldini e il giorno dopo venisse scritto che dovrei diventare l'allenatore del Milan. Quindi sono cose che succedono nel calcio, perché oltre a essere professionisti poi c'è anche un'amicizia dietro tutto questo. Dario Morricone, Resport. Buonasera mister, volevo chiedere, questa partita decisiva per quanto riguarda la Champions, visto che ormai lo scudetto insomma è molto lontano, sembra molto lontano, quanta pressione c'è dopo questi risultati negativi sulla Juventus? Che aria c'è nello spogliatoio in questo momento? Ma decisiva no, una partita importante, anche perché poi ci saranno ancora tante altre partite, quindi non la considero decisiva, è un'ultima spiaggia per raggiungere i posti Champions. Una partita importante perché si affrontano due squadre che hanno gli stessi obiettivi e quindi hanno la stessa voglia di raggiungere questi 3 punti. La pressione c'è, è normale, perché siamo abituati ad averla, magari prima era per lottare per il primo posto e quindi era una pressione diversa, mentre adesso c'è quella di centrare il posto in Champions, quindi non siamo abituati, ma sappiamo che dobbiamo avere questa pressione, perché non dobbiamo solo guardare quelli davanti ma anche quelli dietro. Giovanni Albanese, Sport Italia. Sì, buon pomeriggio mister. Questa partita ad ottobre non si giocò per 2 positivi nel Napoli. Lei domani dovrà accettarne 3. Le chiedo, alla luce di quanto avvenuto, se ritiene giusto che questa partita domani si giochi. Grazie. Ma noi come sempre rispettiamo il protocollo, siamo sempre in sintonia con quello che dice l'ASL, quindi faremo come abbiamo sempre fatto, quello di presentarci e di giocare la partita. Emanuele Gamba, La Repubblica. Buon pomeriggio Andrea, abbiamo chiesto spesso se avverti la fiducia della società oppure no. Volevo chiederti invece se avverti quelli della squadra, se senti che i giocatori ti stanno seguendo oppure se in questo momento fai più fatica a farti ascoltare da loro.
Ma no, avverto la fiducia dei giocatori perché sono sempre in contatto con loro quotidianamente, mi piace parlare anche prima e dopo gli allenamenti e quindi mi danno grande fiducia su quello che voglio, su quello che stiamo portando avanti, quindi su questo argomento sono tranquillo. I giocatori mi seguono, hanno voglia di rivalsa, sanno anche loro che non stiamo attraversando un bel momento, ma sono i primi ad essere tristi per questa situazione. Passiamo a Giorgio Musso di calciomercato.it. Salve mister, volevo chiederle quali sono le condizioni di Dybala, se domani può esserci qualche minuto per lui, grazie. Ma fortunatamente Paolo sta bene, si è allenato col gruppo in questi giorni, ha ricominciato a calciare non avvertendo più il dolore e quindi torna a disposizione sperando di averlo bello pronto per poter giocare anche domani. Nicola Gallo, videogruppo. Buongiorno mister, due cose rapidamente. Volevo chiedere se il gruppo ha capito la solennità del momento, l'importanza. Spesso si è parlato di approccio magari non adeguato e col Toro è stata la prima volta che non è arrivato un successo dopo una sconfitta. E poi le chiedo anche se i ragionamenti su Quadrado sono fatti anche in base al fatto che da quella parte gioca assolutamente Insigne, che è una delle fonti di gioco principale per il Napoli. Ma no, Quadrado ha giocato terzino in Supercoppa e c'era Insigne, e mentre al ritorno mi sembra fosse... No, ha giocato anche al ritorno da terzino, quindi ha giocato sempre in quella posizione. Non è che facciamo la formazione in base a come giocano gli altri o a dove sono i problemi. A volte sì, però in questo momento no. È importante avere una cosa ben precisa in testa e un modo di giocare che possa rispecchiare poi le qualità dei giocatori. E l'altra domanda era dell'approccio. L'approccio dell'altra sera è stato buono perché abbiamo fatto un inizio di gara molto promettente, siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto altre occasioni per continuare a comandare la gara, poi purtroppo siamo incappati a un calo di energia e di concentrazione che ci ha portato a fare un altro tipo di partita, però sotto il punto dell'atteggiamento era stato fatto nel migliore dei modi. Luca Cavallero, Tutto Mercato Web Radio. Buon pomeriggio mister, volevo chiederle come ha trovato da un punto di vista psicologico Alexandro e Kulusevski dopo l'errore nel derby, se ha avuto modo di parlare con loro e come li ha trovati, e poi come commenta questo momento di Morata che ha una difficoltà realizzativa, che va avanti da 4 partite e se col senno di poi magari a gennaio avrebbe auspicato un'altra attaccante in più in rosa che forse avrebbe potuto farvi comodo. Grazie. Ma no, con Kulusevski ho parlato anche ieri. L'ho rassicurato perché deve stare sereno, capita a un giocatore di fare errori, però bisogna andare avanti, bisogna rialzare la testa perché come capita l'errore, capita poi magari l'azione dopo di far gol e quindi si dimentica tutto. È un ragazzo di 20 anni che ha bisogno di avere fiducia, lui ce l'ha in tutto lo staff, in tutta la società e su questo può stare tranquillo. Mentre Morata... magari sono 4 partite che non fa gol, però magari ne può fare 2 domani, 3 la prossima partita, quindi non siamo preoccupati a livello realizzativo, è un giocatore importante per noi che ci dà anche grande qualità quando siamo in possesso, non è importante solo che finalizzi ma che sia presente anche poi nello sviluppo del gioco. Fabio Riva, Tutto Sport. Buongiorno mister, le chiedo aiuto così per capire, per andare a fondo, sgombrare i dubbi, quindi le faccio fare un passo indietro su ciò che diceva poco fa in merito all'incontro con Agnelli che le ha, se ho capito bene, le ha preannunciato che avrebbe poi visto Allegri. Quindi in questo senso le chiedo, lei è stato rassicurato sul futuro, tutte le voci che circolano non la infastidiscono minimamente, oppure in quelle parole che ci sono state con Agnelli ha colto, insomma, classico discorso per cui nel calcio si vive alla giornata, vediamo cosa succede, il punto lo faremo a tempo debito. Grazie. No, io ho un contatto quotidiano col presidente e quindi ci diciamo sempre tutte le cose che succedono, abbiamo questo tipo di rapporto, adesso ero al corrente di questo incontro e sono al corrente anche della sua fiducia che mi dà grande serenità, su questo non ho
nessun problema. Poi è normale che i risultati cambiano il lavoro degli allenatori, il lavoro di tutte le persone, quindi starà a me far sì che io possa essere ancora allenatore l'anno prossimo. Gianluca Dennino, La Stampa. Sì, buongiorno mister, volevo chiederle se il risultato di domani può cambiare il suo destino, visto che se ne parlava proprio adesso. Grazie. Ho appena risposto alla domanda, quindi io lavoro per far bene e per cercare di vincere le partite. Antonio Paolino, Radio Bianconera. Eccomi mister, buona giornata. Tornando un po' al concetto di fiducia, ti chiedo se c'è stata necessità da parte tua, con il gruppo o con la società, di chiarirsi dopo un po' di mesi di questo progetto, no? Che è partito un po' in fretta, ma che deve portare dei risultati. Grazie. No, non ho avuto nessun motivo di chiarirmi coi giocatori perché non ho mai avvertito la sfiducia da parte loro nei miei confronti, quindi tutte le volte che ci parliamo e ci siamo parlati è sempre stato per essere costruttivi, per cercare di migliorare, ma non per cercare di capire se avessero ancora la fiducia nei miei confronti. Quindi, come ho detto prima, su questo lato sono sempre rimasto sereno perché sapevo e vedevo che i giocatori seguivano le mie indicazioni, quindi devo ringraziarli perché anche nei momenti di difficoltà mi hanno sempre dato grande apporto e grande fiducia, quindi continuerò a farlo come nei giorni scorsi. Luca Bianchin, Gazzetta dello Sport. Mister, buongiorno, volevo chiederle se in mezzo al campo ha qualche dubbio, in particolare se Arthur e McKennie possono giocare dall'inizio e se, considerato che il Napoli viene a pressare con 3 uomini avendo un tridente, possiamo dare per scontato che imposterete con 4 come nelle ultime partite, oppure se si potrà vedere ancora la classica impostazione con 3 giocatori dietro. Grazie. Sì, no, il nostro inizio manovra dipenderà molto da come verranno a prenderci gli avversari. Nella partita di campionato sono venuti con 2 attaccanti e 2 esterni, mentre in Supercoppa non sono proprio venuti, quindi dipenderà molto anche dall'atteggiamento che porterà il Napoli. In base a quello comunque ci siamo preparati per venirne fuori. Paolo Tomaselli, Corriere della Sera. Buongiorno Andrea, volevo chiederti, quest'anno avete fatto comunque delle belle partite, penso a San Siro col Milan, penso al Camp Nou, penso alle 10 partite vinte su 11 tra gennaio e febbraio. Ti sei dato una spiegazione del perché dopo quella serie così buona tra gennaio e febbraio siano sopraggiunte queste difficoltà? È stata solo una questione di assenze? È stata una questione di difficoltà forse anche di avere un gioco un po' troppo ambizioso in un certo momento della stagione con troppi assenti? Cosa ne pensi? Ma no, sicuramente ne abbiamo parlato perché da lì c'è stato magari un po' di calo di qualità nella parte del gioco, però abbiamo pensato un po' tutto. Sicuramente le tante partite non ci hanno agevolato, i tanti infortuni non ci hanno agevolato, abbiamo dovuto cambiare sempre formazioni, non dare la continuità magari a certi giocatori per un tot di partite. Ha perso un po' quella fluidità che potevamo avere in certe gare che abbiamo portato avanti, quindi un po' tutto l'insieme, magari anche dopo la Champions il nostro calo mentale, la nostra energia è venuta un po' meno, però da lì adesso non ci sono più scuse, dobbiamo ripartire perché dobbiamo onorare questa maglia, in questo modo non lo stiamo facendo troppi alti e bassi, la Juve non è abituata. Io non sono abituato, sono molto esigente, quindi chiedo tanto ai giocatori e quindi io sono il primo a non essere felice, sono il primo ad aver sbagliato in certe occasioni, però adesso bisogna andare avanti, voltare pagina perché il futuro è la partita che viene domani sera. Le ultime 2, iniziamo da Alberto Mauro, al Messaggero. Buongiorno mister, volevo chiederle qual è la difficoltà più grande con la quale ha dovuto fare i conti nella sua nuova carriera da allenatore? Grazie. Ma difficoltà ce ne sono state tante, non mi aspettavo sicuramente un anno così difficile tra partite, infortuni, Covid. Penso che con questo calendario internazionale ci sia stato un accumularsi di impegni che hanno portato a far sì che questo magari rimanga un anno unico e che rimanga proprio nella parte del calcio un anno
talmente particolare da non ripetere, quindi partiamo da questo primo anno in un modo positivo, perché ci sono state tante cose che mi potranno far crescere e da lì ripartire anche con uno spirito diverso. Chiudiamo con Romeo Gresti, Gol.com. Buon pomeriggio mister, ha citato prima Dybala, le chiedo se può essere anche un'opzione proprio dall'inizio domani, grazie. Sì, lui è tornato a disposizione, è normale che magari non abbia i 90 minuti nelle gambe perché è fermo da quasi 3 mesi, però averlo già a disposizione per noi vuol dire già tanta roba. Grazie a tutti, buona giornata.